per non arrabbiarsi è importante anche avere le informazioni giuste, e allora noi andiamo a chiedergli a un esperto come si deve, quello che ha risolto il problema del virus in Veneto e che si chiama Andrea Crisanti. In Veneto oggi Zaia ha detto così e noi andiamo subito da Crisanti. Sentite Zaia. Penso che ci voglia razionalità e capire anche che il sacrificio sì lo si può fare, ma non protrarre in questa maniera. Ragioniamo col fatto che come comunità decidiamo di darci delle regole, di usare i dispositivi, utilizzando le mascherine, ma bisogna comunque aprire. E allora per avere le informazioni giuste noi andiamo da Andrea Crisanti, l'uomo, l'esperto che ha salvato il Veneto. Diceva appunto il governatore del Veneto, caro professor Crisanti, darsi delle regole certe, mentre io ho letto che lei ha detto che le decisioni che vengono prese, anche quelle che sono state prese nelle ultime ore, sono state prese senza tanti criteri scientifici certi. Perché dice così? Ma guardi, perché manca dei punti di riferimento metrici, ne spiego. Bisogna calcolare qual è il rischio di riaprire e bisogna usare dei parametri che siano applicabili attraverso diverse situazioni. Vi faccio un esempio. La cosa che ci manca di conoscere è esattamente il numero delle persone che si infettano. Noi sappiamo soltanto il numero delle persone a cui viene fatta la diagnosi, che tutti quanti concordano che è soltanto una frazione di queste. Cioè noi dopo tutti questi mesi non sappiamo ancora quante persone. Perché? Lo diciamo, professore, voi in Veneto, grazie anche a una sua macchina speciale, sono stati fatti molti tamponi, nel resto d'Italia invece questi tamponi non si fanno. Quindi di fatto questo numero è sottostimato e il numero dei casi che ci sono ogni giorno ha un impatto gigantesco con il rischio. Il rischio qual è? Quello che riprenda l'epidemia o che si realizzino di nuovo dei cluster. Quindi a mio avviso è questo che manca un razionale scientifico, quindi se manca il razionale scientifico giustamente perché alcuni aprono adesso, alcuni aprono fra 15 giorni, altri aprono fra un mese, perché le chiese chiuse, perché quest'altra cosa, cioè qual è la visione? Il Veneto in questo momento ha un grado di apertura maggiore, si può andare nelle seconde case, le barche eccetera. Quelle decisioni sono prese secondo lei sulla base di criteri, cioè è più sicuro il Veneto con una maggiore apertura che non altre regioni con una maggior chiusura? Guardi, le dico solo una cosa, che noi oggi a Padova abbiamo avuto 9 casi in provincia su 1 milione di persone, praticamente siamo quasi a zero nella provincia di Padova e in tutto il Veneto abbiamo dei livelli estremamente bassi. Detto questo, quello che voglio dire è che il Veneto sicuramente, e qui non voglio entrare in far polemica con l'uno o con l'altro, guardi, voglio essere fuori da queste cose, quello che posso dire è che il Veneto ha fatto un gigantesco investimento nell'aumentare la capacità di fare dei tamponi, ha fatto anche a livello sia di comuni che di regioni un grosso investimento per fare sì che le mascherine siano disponibili a tutti, quindi chiaramente si sta muovendo nella direzione giusta. Ma quindi lei avrebbe fatto regole diverse da regione a regione? Professore, lei avrebbe fatto regole diverse da regione? Mi ha tolto le parole di bocca, certo, perché hanno rischi diversi. È evidente, il numero dei casi ogni giorno in qualche modo è la misura del rischio e non si può paragonare sicuramente la Lombardia o il Piemonte, in cui ci sono ancora casi e un grosso numero di casi, con altre regioni d'Italia. Allora, non solo, ma aver aperto, lei mi diceva, mi permetta, aver aperto delle regioni avrebbe permesso la libera circolazione di tutto in alcune regioni, ci avrebbe fatto anche capire in qualche modo cosa sarebbe successo. Quindi per esempio la Sardegna che ha meno contagi si poteva aprire prima rispetto alla Lombardia. Siccome lei dice che non sappiamo ancora, ci mancano i fondamentali su quelli che sono davvero malati, io volevo farle vedere, chiederle un'opinione, gliela faccio vedere in diretta così mi dà un parere, perché siamo rimasti tutti molto colpiti dal caso di Bianca Dobroiu. Ce l'abbiamo, Bianca Dobroiu è quella la modella, c'è Bianca. Eccoti qua, ciao Bianca, buonasera. Ciao, buonasera. Modella di 23 anni, dunque tu ci diamo del tu, va bene, tu sei positiva dal 28 febbraio, giusto? Sì, esattamente. Sei stata dimessa il 3 marzo, hai già fatto quanti tamponi? Allora, io ho fatto 6 tamponi positivi
Sì? E il settimo che ho fatto il 25 e di cui ho avuto il risultato il 26 mattina, Sì? circa per pranzo, che è non rilevato. Non Quindi quindi non si può dire che sei negativa. Dopo 61 giorni e 7 tamponi, Bianca ha fatto 61 giorni e 7 tamponi e ancora non si sa. Professore, io mi chiedo, ma è cioè, un'eccezione oppure su questo virus c'è qualcosa che non sappiamo? Ma guardi, su questo virus sono più le cose che non sappiamo che le cose che sappiamo. Nel caso di Bianca, voglio dire che non è un caso isolato. Noi osserviamo frequentemente, specialmente nei giovani, pazienti che sono positivi per diverse settimane e questo ci dovrebbe far nascere il sospetto che molto probabilmente queste persone o non fanno anticorpi o gli anticorpi non servono a niente, perché in 8 settimane avrebbe avuto tutto il tempo di fare tutti gli anticorpi e quindi questo in qualche modo rafforza l'opinione di molti ricercatori che non esiste una patente di immunità, non esistono anticorpi che Quindi possano... tutta la storia dei test sierologici, noi l'abbiamo già mandati in onda la scorsa settimana, lei è molto scettico sulla possibilità di dare patenti di immunità. Si fanno solo i tamponi, l'unica strada è quella dei tamponi, lei dice. Ma guardi, il test serologico permette, nelle migliori delle ipotesi, di stabilire una relazione temporale tra il virus e la persona, che è accaduta nel passato. Non dà nessuna informazione di quando questo contatto è avvenuto e per di più non dà nessuna informazione se gli anticorpi che ha sviluppato sono protettivi e per quanto durano. Quindi, dal punto di vista personale, è totalmente inutile. Quello che potrebbe essere utile, ma in un futuro, è quello di eventualmente fare questi test per capire come si è diffuso il virus nella popolazione. Quindi io personalmente non capisco tutta questa eccitazione per questo tipo di... ne abbiamo comprati 150.000, abbiamo speso anche dei soldi di quelli che ci vanno, ma vabbè, anch'io ho espresso i miei dubbi. Però una cosa, invece, lei l'ha appurata, mi pare, dalla sua ricerca, mi correggo se sbaglio, che i bambini sotto i 10 anni, anche a contatto con le persone infette, non prendono il virus. È così o l'ho detta male? No, lei l'ha detta male. Sicuramente i bambini sono molto più resistenti degli adulti se si infettano, perché non è che tutti i bambini non si infettano. Alcuni bambini si infettano, una piccola minoranza sviluppano in genere una malattia molto leggera che si risolve nel giro di 1 o 2 giorni. Quindi i bambini hanno una protezione relativa estremamente elevata. Però lei è contrario alla riapertura delle scuole? Ma guardi, senta, il problema della riapertura delle scuole non sono tanto i bambini, ma chiaramente tutti gli assembramenti che ci sono intorno alle scuole, quando portano i bambini, quando li vengono a prendere. Non so se lei ha dei figli, ma io perdevo 4. perlomeno mezz'ora a scaricare, a scaricare i vari figli a scuola, a riprendermi, a parlare con le mamme. Cioè, anzi, guardi, le dirò, era un momento di grande felicità, appunto per questo sono troppi assembramenti di socializzazione che in questo momento dovremmo evitare. Senti, un altro tema molto discusso è quello del caldo. Stamattina sui giornali ho letto di tutto, interviste di alcuni suoi colleghi che dicevano no, per carità, col caldo il virus non diminuirà, non ditelo neanche per scherzo, e altri che dicevano no, in realtà noi speriamo nel caldo perché possa combattere il virus, cioè col caldo il virus, come gli altri virus, potrebbe sparire. Mi dica la sua parola di verità. Cioè lei dice c'è rimasto solo il caldo, ma no, guardi, dunque, sicuramente con il caldo... se andiamo avanti così ci ha messo 2 mesi e mezzo, non ci siamo preparati, non ci sono i tamponi, manca le maschere, manca tutto, mi affido al caldo. O vengo a stare in Veneto, dottor Crisanti, non lo so. Ecco bene. Allora, guardi, la verità è questa, che queste microgoccioline, che sono poi quelle forse anche più pericolose, perché sono quelle che rimangono sospese in aria, sicuramente con l'aumentare della temperatura si disidratano più rapidamente e quindi con la disidratazione una parte della carica virale viene inattivata. Quindi è in parte vero
che col caldo in genere i coronavirus tendano a diminuire l'infettività. Ora però il fatto è che di questo non sappiamo nulla, Certo. quindi È un concordo rischio, una con tutti scommessa. coloro che invitano alla prudenza, però c'è da dire che sulla base delle esperienze passate un cauto ottimismo forse Potrebbe si può anche succedere. nutrire, Mi insomma. risponda solo e poi la lascio libera, vista l'ora tarda, con un sì o con un no. Mascherine anche in casa, sì o no? I nostri signori la vestono regolarmente, sì o no mascherine in casa? Solo in caso di persone infette in casa. Solo in casa di persone infette. Se non ci sono persone infette in casa possiamo togliere. Professore, è stato come al solito molto chiaro. Io la ringrazio e torno Arrivederci. dalla mia Orietta Berti.